Buonasera a tutti. Credo che non abbiamo nostalgia di quarti d'ora accademici e quindi cominciamo puntuali. Io sono in questa sede un infedele, cioè un infiltrato, perché sono un italianista, ma ho il piacere di salutare e di darvi il saluto dell'Istituto Veneto, di cui siamo ospiti graditi. Sapete che questa iniziativa per una nuova scuola, così si intitola il programma dell'Accademia dei Lincei, si sviluppa in quasi tutta Italia, talvolta con più sedi anche nella stessa regione, e particolarmente qui nel Veneto abbiamo una sede sola, ma abbiamo un collegamento in streaming che ci permette di non costringere chi abita più lontano da Venezia, che ha una posizione geograficamente periferica, di muoversi, di fare spostamenti molto limitati. Il programma è noto e io quindi non mi dilungo molto sull'articolazione del programma, di cui conosco solo i titoli. Sapete che che chiediamo, è raccomandata ed è gradita la presenza a tutti e tre gli incontri previsti in programma. Abbiamo 3 incontri per matematica e altrettanti per scienze e per italiano. Eventualmente un'assenza si può fare, cioè mancare al 33,3 periodico, dico bene professoressa Treu, cioè, fin qui ci arrivo ancora, purché poi si recuperi l'incontro perduto in differita, perché gli incontri vengono a distanza di 1 o 2 giorni, sono accessibili sul sito dell'istituto. Di altri aspetti ci parla Lucia Macaluso, ma prima ringrazio l'amica Livia Andrigo, che rappresenta l'Istituto regionale di Venezia e del Veneto. Buonasera a tutti. Porto i saluti del direttore generale, della dottoressa Daniela Beltrame, e della dirigente dell'ufficio secondo per gli ordinamenti, della dottoressa Francesca Sabella. Noi abbiamo accolto anche quest'anno con grande piacere l'invito a collaborare con i Lincei, l'Istituto Veneto, il professor Bruni, Lucia Macaluso, la dottoressa Treu e il professor Danieli per questo avvicinamento dei Lincei e delle accademie alla scuola, nel tentativo di creare delle occasioni buone di formazioni e utili e spendibili poi in classe. Io non rubo altro tempo, sono un italianista, i numeri relativi mi mettono un po' in imbarazzo e credo che questa sia una bellissima occasione per migliorare le nostre conoscenze, le nostre competenze e creare dei gruppi di lavoro, perché talvolta a scuola siamo un po' soli. La solitudine dei numeri primi non è piacevole, restando in matematica. A tutti buon lavoro e grazie. Meno male che anche Livia Andrigo come me non è perfetta. Lucia, tocca a te. Sì, buonasera a tutti, sono Lucia Macaluso, mi occupo della segreteria organizzativa di questi corsi. Volevo solo molto brevemente mostrare a chi non aveva avuto ancora occasione di vedere un po' la parte web, di dare qualche indicazione di massima. Quella che vedete in questo momento è la pagina generale di introduzione a tutti e 3 i corsi. La si raggiunge dal sito dell'Istituto Veneto, nella sezione attività, divulgazione, le accademie per la scuola, e questa è la pagina che poi porta i calendari dei 3 corsi, delle 3 discipline. Quest'oggi ci interessa matematica, quindi cliccando sul corso di matematica vediamo invece un po' la presentazione generale del corso, e in questa pagina, in questa stessa pagina, vedrete di volta in volta, tenete conto un paio di giorni almeno dopo la diretta, può essere prima, ma insomma dipende un po' anche dalla giornata, ecco.
Al di sotto della data verrà pubblicato il filmato, anzi generalmente saranno 2 perché faremo quasi tutte le lezioni credo in 2 parti, e quindi vedrete il filmatino sotto inserito e potrete poi, dico per gli assenti, chi non potrà essere presente il giorno stesso o comunque chi vorrà rivedere delle cose che sono state dette potrà recuperare la lezione. Mostro ad esempio l'edizione dello scorso anno tanto per visualizzare più concretamente di cosa sto parlando. Ecco qui, naturalmente è scappato, eccolo qui, ecco qui. Quindi vedrete una struttura di questo tipo con i filmati delle lezioni, potrete cliccando sopra recuperare la lezione. Ecco, l'altro elemento che è diciamo costitutivo un po' di questa parte web è la piattaforma Moodle che abbiamo messo diciamo a supporto. Quando cliccate su questo link trovate questa pagina, qui dentro inserite le chiavi di accesso che dovreste aver ricevuto tutti tranne qualcuno con cui c'è stato qualche piccolo disguido e qualche persona di cui mi risulta scorretto l'indirizzo email. Ecco, ho segnalato anche alle sedi quali erano queste persone, una c'è anche qui, dopo gliene parlerò. Ecco, mettendo le credenziali e dando il login si entra in questa pagina e i corsisti del corso di matematica naturalmente sono abilitati a entrare nel laboratorio di matematica. C'è poi un'area tutor che è riservata ai tutor, a voi non interessa, interessa l'area del laboratorio di matematica. Qui sostanzialmente abbiamo strutturato per argomenti, quindi abbiamo 3 argomenti principali, questa è la giornata di oggi, e qui dentro successivamente vedrete anche le cartelle con i materiali che sono stati predisposti per la lezione che mi fornirà la professoressa, e poi sono già attivi 2 forum, uno è di discussione generale sui temi che se qualcuno ha delle osservazioni da fare, dei commenti, delle domande a cui magari non è stato risposto durante la diretta, diciamo, quindi basterà fare rispondi qui e inserire il proprio commento. Quindi si apre una finestra da compilare con, ve la mostro così facciamo prima, ecco qui, si mette rispondi, uno qui mette quello che intende dire, lo digita qui dentro, ecco qui, volendo può anche inserire un allegato con un semplice trascinando appunto un file, mettendo la finestra un pochino più piccola, ecco qui, e trascinando da una cartella, scusate che sono scappata anche troppo, un attimo che adesso non recupero più la pagina, basta, è scappato via, ecco qui, comunque penso abbiate inteso, adesso vediamo, proviamo, ecco qua, ecco qui, scusate, questa la tiro giù, dopo la recuperiamo, benissimo, eccoci qua, eravamo qui, e poi c'è un secondo forum, eccolo qui, che è il forum di recupero per gli assenti alla prima lezione. È strutturato alla stessa maniera, cioè basterà fare un rispondi, però è per maggiore semplicità chi deve recuperare la lezione sfrutterà questo forum. Ovviamente di volta in volta apriremo questi 2 forum che avete visto, uno con l'intestazione della lezione, l'altro con l'intestazione e recupero, con queste 2 funzionalità. Ecco, io mi fermerei anche qui a questo punto, poi se ci sono delle domande me le potrete porre tranquillamente anche più tardi. Grazie. Adesso passo la parola alla professoressa Treu. Ecco qui, dobbiamo mettere in... Eccolo qua, perfetto. Benissimo. Buon proseguimento. Il discorso delle Il discorso? Sì, dai, dillo. Posso anche dirlo io per le domande. Sì. Allora, questa è una informazione importante per le sedi che sono collegate in streaming. Ricordo che le domande che verranno raccolte durante l'intervallo andranno spedite da parte dei tutor presenti nelle aule all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it. Non c'è altro, vero? Allora, vabbè, ho detto questa cosa prima ancora di salutare tutti e ringraziare i presenti, l'Istituto Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale e tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita di questa iniziativa, che è un'iniziativa
a mio avviso estremamente importante. Il mio nome è Giulia Treu, insegno analisi matematica al Dipartimento di Matematica dell'Università di Studi di Padova e intendo parlarvi in questo incontro, ma anche nel prossimo, degli insiemi numerici. Prima di cominciare vorrei dare un po' qualche motivazione sia per la mia presenza qui oggi, la partecipazione a questo progetto, e sia alla scelta dell'argomento che andiamo a trattare oggi. L'Accademia dei Lincei, come ha detto il professor Bruni poco fa, qualche anno fa ha deciso di diventare un po' il motore di un'iniziativa a livello nazionale per migliorare in qualche modo i risultati dei ragazzi italiani, dei nostri studenti, anche nei test internazionali, nei quali spesso risultano abbastanza in difficoltà. Questa difficoltà non è certo dovuta al fatto che fanno poco a scuola o che a scuola si fa poco, anzi a scuola si fa tantissimo. Qualche volta forse troppo, forse si potrebbe in qualche caso un po' ridurre le cose che si fanno e concentrarsi di più sul come vengono fatte, ma sappiamo naturalmente che bisogna anche rispettare i programmi e preparare i ragazzi agli esami e tutto il resto. Comunque queste sono delle osservazioni che molti di noi, parlo per matematica, fanno quando, vedendo gli studenti, i propri studenti, vedendo conoscenti, ragazzi che si conoscono a volte anche in difficoltà o no. Quindi i Lincei hanno cercato, in collaborazione con alcuni di noi, di attuare questo progetto che è coordinato per la parte di matematica dal professor Sbordone, che ha voluto dare questo titolo Con la mente e con le mani, proprio per mettere in evidenza il fatto che il desiderio di molti matematici è quello di mettere gli studenti nelle condizioni di capire che la matematica si fa, si crea, si scopre nel tempo e non si impara esclusivamente mediante regole, definizioni calate dall'alto. E questa è un'esigenza che sentiamo molto forte anche nelle lezioni all'università. Spesso le nostre lezioni sono organizzate così: noi entriamo in aula, facciamo una serie di definizioni, teoremi, insegniamo a risolvere dei problemi, ad applicare dei metodi, e gli studenti spesso si addormentano anche un pochino. Il risultato è molto diverso quando si riesce a farli partecipi di quello che si sta facendo, e quindi con la mente e con le mani significa un po' questo, riuscire a fare un po' la matematica, a farla fare agli studenti. Gli insiemi numerici mi sembrano, a parte una cosa importantissima, è la base su cui si comincia a fare la matematica, ma sono comunque un argomento molto ricco, perché partono da cose estremamente elementari come quelle che vedremo oggi, fino ad arrivare, parlando di frazioni per esempio, a concetti che sono abbastanza sofisticati e che forse un ragazzino della scuola secondaria inferiore può non comprendere fino in fondo, però può cominciare a porsi delle domande e dei problemi. Quindi gli insiemi numerici sono un argomento ricchissimo di approccio a questo tipo di avvicinamento alla matematica.
La cosa importante che vorrei sottolineare è che proprio gli insiemi numerici sono un'occasione per presentare la nostra disciplina come il risultato di un grosso edificio logico, quindi non come qualcosa che viene imposto dall'alto. Ti dico che cos'è un numero naturale, ti dico le proprietà dell'addizione e le prendi così come sono. No, questo è il risultato di qualcosa che si è evoluto nel tempo, qualcosa che si è evoluto e continua ad evolversi anche oggi. E qui cito una frase che è nella presentazione di un'attività simile fatta in un'altra sede dal professor Sbordone e dalla professoressa Guida: un edificio che si è costruito fin qui e ancora si evolve a seguito di riflessioni atte a rendere la matematica via via più adeguata a rispondere alle necessità umane. Troppo spesso, lo ripeto, la matematica è percepita come qualcosa che scende dall'alto e che bisogna imparare così com'è. La matematica non è questo, è davvero qualcosa che l'uomo ha conquistato, conquista tutti i giorni e l'ha modificata nel tempo. Allora, se iniziamo a parlare di insiemi numerici, il primo insieme numerico che introduciamo è l'insieme dei numeri naturali. Peano diceva che non c'è bisogno di definire l'insieme dei numeri naturali, questi sono dati da Dio, perché contare è una cosa che l'uomo ha sempre fatto, contare gli oggetti, contare le persone, e quindi i numeri naturali emergono naturalmente nella mente umana, nella storia che abbiamo osservato. Allora, qui ho scritto l'insieme dei numeri naturali, come ho scritto solo 1, 2, 3, poi puntini, che significa che continuiamo senza fermarci, e molto spesso una domanda è se lo 0 è nell'insieme dei numeri naturali o meno. Allora, molto spesso e su molti libri di testo si mette lo 0 nell'insieme dei numeri naturali, perché in molte situazioni in matematica è comodo che ci sia lo 0 nell'insieme dei numeri naturali. Se dobbiamo pensare all'insieme dei numeri naturali come una cosa che è nata nella mente dell'uomo in maniera molto naturale, metterci lo 0 però fa un po' a pugni. Sappiamo tutti che il simbolo 0 è stato introdotto molto avanti nella storia dell'uomo, quindi è comunque un simbolo che è riservato a qualcosa che sembra un po' meno naturale degli altri. Tuttavia molti testi quasi unanimemente usato il fatto che lo 0 sta nell'insieme dei numeri naturali, ma questo per comodità. Ritorniamo a quella frase che la matematica è qualcosa che si evolve in maniera adatta a descrivere le cose, quindi se ci fa comodo avere lo 0 lì dentro lo mettiamo. Non è però una questione sulla quale i matematici di solito sottilizzano troppo. Ok, e una volta introdotti i numeri naturali, lo diremo anche dopo, in realtà si possono seguire due strade: o si passa a parlare di frazioni, oppure si amplia l'insieme dei numeri naturali nell'insieme dei numeri relativi. Per quanto mi è capitato di vedere nei libri di testo della scuola secondaria di primo grado, molto spesso si segue la prima strada, cioè dall'insieme dei numeri naturali si passa subito alle frazioni, e c'è un motivo per farlo. Tuttavia, invece, quando si fa matematica in maniera un po' più astratta, si guardano quelle che sono
chiamate strutture algebriche, che sono insiemi nei quali sono definite delle operazioni e che hanno delle proprietà. L'insieme dei numeri naturali, che ha un'operazione che è la somme, non soddisfa tante proprietà così com'è. In particolare non c'è l'opposto di un numero, e questo da un punto di vista algebrico porta a completare questo insieme nell'insieme dei numeri relativi. Solo in un secondo momento l'insieme dei numeri relativi viene esteso nell'insieme dei numeri razionali, che a quel punto comprende numeri razionali positivi e negativi, e vengono introdotti tutti in una volta. Come dicevo, mi sembra che la consuetudine sia quella di passare prima alle frazioni, chiamiamole così più che numeri razionali, perché nell'insieme dei razionali ci sono anche i negativi, e poi solo in un secondo momento, abbastanza tardi nel percorso della scuola secondaria di primo grado, i numeri, chiamiamoli negativi in qualche modo. Allora, a me sembra che i numeri negativi, chiamiamoli così per adesso, possa valer la pena di introdurli abbastanza presto in un percorso scolastico, per varie ragioni. Un po' perché una volta che uno è passato dall'insieme dei numeri naturali all'insieme dei numeri relativi, appunto passa ai razionali in maniera immediata, sia razionali positivi che negativi, e forse ha già acquisito un po' la capacità di utilizzare questo segno meno davanti a un numero. Un po' il fatto di introdurre prima i numeri negativi fa sì che si ripercorra questa costruzione degli insiemi numerici che poi uno ritrova se gli capita di studiare l'algebra da un punto di vista un po' più astratto, ma credo anche che oggi come oggi questi numeri negativi i ragazzini sono abituati a vederli in tante situazioni. Pensiamo alla temperatura, pensiamo a un ascensore che scende al piano -1, a varie cose. Per cui perché non utilizzare qualcosa che vediamo comunemente usato quando almeno a livello elementare non è così complicato pensarci. Almeno avrebbe il vantaggio di non relegare questi numeri negativi in un qualcosa che, siccome si fa più avanti, si pensa sia più difficile già per questo da affrontare. Poi magari adesso dal punto di vista didattico io non ho esperienza con i ragazzini delle scuole secondarie di primo grado, però può essere che uno magari introduca i numeri relativi senza poi pretendere che li sappiano utilizzare al meglio subito, e può raffinare nel tempo le competenze relative legate ai numeri relativi. Ecco, però almeno l'introduzione, la notazione può anche essere l'occasione di legare la matematica ad altri contesti, per esempio le scienze oppure la geografia o quant'altro. Una cosa anche che a volte non si riesce a fare a scuola o si fa poco è un po' la storia della matematica. La storia della matematica ovviamente non è lineare, ma procede in maniera molto a salti, a periodi in cui c'è un'evoluzione fortissima, altri periodi in cui si evolve lentamente. Tutti i concetti sono mescolati anche tra di loro e hanno un'evoluzione che è legata in varie direzioni. Tuttavia, spesso la storia della matematica ci
fa capire alcune cose. Una è la difficoltà delle cose. Una cosa che a me piace dire ai miei studenti è se per arrivare a una definizione, per chiarire a fondo un concetto matematico, ci sono volute migliaia di anni, è naturale che per ciascuno di noi quel concetto risulti un po' ostico, per cui non bisogna spaventarsi davanti alle difficoltà. E quindi questa è una cosa. Il fatto che ci sia una lunga storia su un argomento della matematica testimonia anche la difficoltà di quell'argomento. Un'altra cosa è che la storia ci suggerisce da dove vengono quei concetti matematici. E questa prima cosa che vedete scritta qui è che il primo momento in cui si trova un accenno a qualcosa che può sembrare un numero negativo risale ai babilonesi circa 2000 anni avanti Cristo, e questo viene da problemi contabili. Questo lo sottolineo subito, per me è un aspetto molto importante, perché se, come abbiamo detto prima, è molto facile pensare ai numeri naturali, contiamo le mele, contiamo i soldi che abbiamo in tasca e così via, e può essere anche abbastanza facile pensare a una frazione come prendo metà mela e così via. Come concretizziamo un numero negativo? Da dove viene? Beh, i problemi contabili mi sembrano proprio un argomento nel quale questa necessità emerge. Se io contraggo un debito, non posso fisicamente rappresentare questo debito se non scrivendo in qualche modo che ho questo debito. E il fatto di dover scrivere questo debito, se io avevo 3 soldi in tasca e voglio comprare una cosa che mi costa 5, dico all'altra persona che mi trovo davanti: no, io i soldi li ho ma non qui, te li porto domani, però bisogna che scriviamo questa cosa in qualche modo. E allora io mi trovo ad avere meno 2 soldi rispetto a quello che ho in tasca, però bisogna che me lo scriva in qualche modo. È così che diciamo, è in questa idea che nasce un po' l'idea di numero negativo e anche la necessità di scrivere questa cosa. Ecco, poi insomma, la storia va avanti nei secoli e vari studiosi cominciano a dare dei nomi alle cose, chiamano numeri additivi, sottrattivi, cercano delle regole, quindi si attribuisce a Diofanto la regola del prodotto. C'è bisogno appunto di tenere memoria di queste cose, quindi bisogna usare qualche stratagemma per indicare i numeri positivi e negativi, per esempio i bastoncini di colori diversi usati in Cina. Poi in India, come sicuramente sapete, uno dei problemi che è stato studiato per tanti secoli nella matematica è legato alle equazioni algebriche, alle soluzioni delle equazioni algebriche, ed è facile pensare a equazioni molto semplici, algebriche, con coefficienti positivi, le cui soluzioni sono numeri negativi. E quindi da questo tipo di problemi, invece, anche alcuni autori indiani si trovano ad avere a che fare con i numeri negativi, quindi studiano anche quadrati, radici, però c'è una certa diffidenza nei confronti di questi numeri negativi proprio perché probabilmente si fa fatica a
concretizzare il significato di un numero negativo, tant'è che addirittura scartano le soluzioni negative. Questa cosa continua per molti secoli, ancora Cardano e Cartesio nel XVI secolo li chiamano numeri strani, assurdi, e se capita che trovano delle soluzioni negative, le scartano. Ecco, ritorno ancora un po' su questo problema della scrittura e Bombelli, che è un matematico italiano, vissuto nel XVI secolo, quando ha bisogno di scrivere un numero negativo, scrive una M davanti, che è facile intuire che forse sta per meno. Inutile dire che Eulero e Gauss, tra le tantissime cose che hanno fatto, portano i numeri negativi a pieno diritto nella matematica e facendone un uso anche sorprendente per l'epoca, almeno da parte di Gauss, che ha portato delle conseguenze veramente notevoli. Per arrivare però a una definizione rigorosa, a trovare un ruolo e le relazioni che legano i numeri negativi con gli altri insiemi numerici, bisogna aspettare la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che è il periodo nel quale la matematica trova un rigore logico, assiomatico forte, che è lo stesso che usiamo oggi. Ecco, arriviamo quindi a vedere come noi oggi possiamo introdurre i numeri relativi. Molti studiosi che si occupano di didattica della matematica ritengono che che la cosa migliore, io non sono un'esperta di questo, a me viene molto naturale fare così, ma forse perché sono un analista e questo mi porta a vedere le cose da un punto di vista dell'analisi matematica, però ho trovato conforto nel fatto che anche chi si occupa di didattica della matematica mi dice che molti studiosi di didattica matematica ritengono che il modo migliore di presentare gli insiemi numerici sia quello di usare la retta. La retta perché questo porta a introdurre senza ambiguità i numeri e in più, questo lo aggiungo io, mi sembra che sia fonte di tutte quelle domande che poi portano ad arrivare fino alla definizione di numero irrazionale, che questo sia un concetto molto profondo alla base di molta della matematica moderna. Quindi prendiamo una retta, su questa retta fissiamo un punto, comunemente chiamiamo origine, ma può essere un punto qualunque. Questo punto divide la retta in due semirette e ora vogliamo stabilire un verso. Un verso, adesso qui ho aggiunto la freccia, significa, ho aggiunto questa freccia verso destra, che è la cosa che si fa abitualmente oggi, ma è puramente un fatto convenzionale. E poi fissiamo un altro punto che sta da quella parte, cioè su quella semiretta che abbiamo scelto come privilegiata rispetto all'altra, e adesso su questa retta ci ritroviamo un segmento che è orientato perché ha un'origine, che è quel punto che ho rappresentato in nero, e l'altro segmento è il punto indicato in blu. Va bene, abbiamo questo segmento che decidiamo che è il nostro segmento unitario, perciò all'origine assegniamo il numero 0 e a questo all'altro estremo del segmento assegniamo il numero 1.
A questo punto gli altri numeri naturali possiamo prenderli come estremi di segmenti che hanno una lunghezza che è tante volte la lunghezza di questo segmento che abbiamo fissato quanto indicate dal numero, quindi il numero 2 sarà l'estremo di un segmento di lunghezza 2 e così via. E questo è facile farlo anche con un righello, se abbiamo un righello a disposizione, o un compasso. In questo modo sulla retta abbiamo messo i numeri naturali a partire dallo 0. Vedete, ecco, in questo contesto lo 0 sta naturalmente nell'insieme dei numeri naturali, perché è l'inizio di questi segmenti della lunghezza giusta, un motivo per mettere lo 0 dentro quell'insieme, per esempio. Bene, adesso qui la retta l'abbiamo presa così. Ci tengo a precisare che il fatto che la retta sia orizzontale, che il verso sia verso destra, è del tutto arbitrario. Potremmo partire da una qualunque retta, rifare tutto lo stesso procedimento, andrebbe bene lo stesso. Ecco, pensando un po' a cosa si fa in classe con i ragazzi, questo potrebbe essere già un punto di partenza per dire, va bene, qui abbiamo fatto una cosa che è astratta, abbiamo usato dei concetti che sono retta, punto, segmento, sono concetti geometrici e sono pur sempre enti astratti. Questa cosa qui vi ricorda qualcosa, qualche oggetto, qualche idea che ritrovate nella vita quotidiana? Non so, forse a me vengono spontanee certe cose, ma credo che un righello tutti ce l'abbiano, e vedere lo 0, l'1, 2, 3 messi così faccia subito pensare a un righello, oppure a un termometro o a tante altre cose, soprattutto se sottolineiamo questo fatto che abbiamo messo la retta così per convenzione, ma potrebbe essere messa in qualsiasi altro modo. Possiamo anche invitarli a pensare se questa cosa c'è in posti dove non si vede esattamente. Se io prendo un righello, vedo esattamente questi numeri scritti con questa stessa logica sulla stecca del righello. Però pensiamo a una carta geografica dove siano indicate le altitudini, per esempio. Allora, cosa vuol dire? Che questa retta che qui è disegnata, che avevo disegnato, no, lasciamo qua, che qui è disegnata in questa direzione così un po' strana, possiamo immaginare che sulla carta ci sia il piano della carta geografica e ci sia una retta che è perpendicolare a questa carta geografica, nella quale sono indicati questi numeretti che sono i metri di altitudine sul livello del mare, e quindi questa idea di questa retta che contiene i numeri c'è anche in una cosa come una carta geografica. Non c'è fisicamente, ma c'è l'idea di questa retta orientata. È anche bene sottolineare che se per abitudine, per comodità, in matematica spesso questa retta la rappresentiamo così, orizzontale e orientata verso destra, questa retta può avere direzioni diverse ed essere orientata in maniera diversa a seconda della situazione particolare in cui ci troviamo. Parlavo prima della carta geografica, di questa retta ideale che c'è
se sulla carta geografica sono segnate le altitudini, beh, quella è sicuramente una retta verticale orientata verso l'alto. In molti problemi di fisica è comodo prendere una retta verticale orientata verso il basso, perché fa venire i conti in maniera più semplice e pulita, e quindi ogni problema concreto o ogni scienza, ogni situazione diversa porta con sé magari qualche consuetudine nell'introdurre alcuni oggetti come una retta di questo tipo, e bisogna adattarli. Però sotto c'è un'idea che è abbastanza astratta come questa che vi ho mostrato. Allora, se abbiamo un pochino pensato a dove si vedono queste cose, appunto, magari viene in mente il termometro o questa retta ideale dell'altitudine. Beh, nel termometro alle nostre latitudini ci sono anche i numeri negativi, non tanti, ma qualche grado sotto lo 0 c'è. E anche nelle carte geografiche spesso, oltre ad essere segnate le altitudini, sono segnate anche le profondità del mare, per esempio, e quelle sono di nuovo numeri negativi. Allora, nella retta qui c'è dello spazio anche a sinistra dello 0, oppure se mettessimo la retta verticale c'è spazio sotto lo 0, e potremmo fare quello che si vede quotidianamente in un termometro, per esempio, andare ad aggiungere dei punti che stanno a sinistra dello 0. Adesso dico a sinistra, ma vuol dire dall'altra parte rispetto a quel punto che abbiamo fissato come origine. Questi punti li scegliamo con la stessa logica di prima, quindi prendiamo un segmento di lunghezza unitaria e il secondo estremo lo fissiamo e andiamo avanti così. A questo punto, se prima avevamo associato il numero 1 al primo punto blu, che avevamo fissato il numero 2 al secondo, eccetera, anche di là possiamo indicare qualche cosa. E il problema è che cosa indicare. In un certo senso la risposta la conosciamo già. Nel termometro c'è scritto -1, -2, -4, è un po' una convenzione, però possiamo arrivare a scrivere questa cosa. Allora vuol dire che sulla retta abbiamo introdotto già prima un orientamento e i numeri che stanno a destra dell'origine li chiamiamo positivi e ci mettiamo un più davanti, e i numeri che stanno a sinistra, i punti che stanno a sinistra, li associamo a dei numeri che chiamiamo negativi e mettiamo un meno davanti. Quindi abbiamo questi numeri che hanno un segno. Se c'è il segno più stanno da una parte, se c'è il segno meno stanno dall'altra. Ecco, qui ho introdotto direttamente la retta ed è una cosa, ho giustificato prima un po' i motivi che mi portano a fare questa cosa. Pensando con la mente e con le mani, appunto, sarebbe bello poter proporre qualche attività che possa ripercorrere questo percorso che abbiamo fatto per esempio fino qui, che vuol dire
trovo un modo di rappresentare delle cose che sono dei numeri positivi e poi chiamerò numeri positivi e numeri negativi, magari facendo appunto emergere la necessità di scrivere queste cose e di rappresentarle in qualche modo. Allora, l'ho detto anche prima, mi sembra che il concetto contabile in qualche modo, che porta a non avere degli oggetti che rappresentano un numero, ma a dover introdurre una notazione in qualche modo, sia la cosa giusta su cui insistere. Quindi il concetto contabile magari può essere che non sia bello a scuola fare delle attività che comportano un guadagno, una perdita e così via. Però mi sembra che ci sia un concetto che ormai è molto comunemente usato in tutte le scuole fino all'università, che è quella di credito e debito formativo. Allora mi sono chiesta questa cosa e ve la propongo, mi piacerebbe sentire un po' cosa ne pensate. Un'attività che uno potrebbe pensare è questa: mettiamo un insegnante individua, un insieme di domande che sono semplici di base, che vuole che tutti i suoi studenti sappiano. Penso delle cose molto semplici, tipo una definizione, una proprietà. Parlo in ambito matematico, ma insomma si può ovviamente ampliare. E mettiamo che a ogni studente chieda che voglia che tutti gli studenti sappiano queste domande. Allora fa la domanda, se lo studente risponde correttamente acquisisce un credito, se non risponde o risponde sbagliato ha un debito. E bisogna arrivare, non so, alla fine del quadrimestre o alla fine dell'anno che nessuno ha, in una situazione in cui nessuno ha debiti. Mettiamo che questa cosa poi possa anche essere ripetuta in diverse lezioni e così via, adesso si può elaborare un po'. Ma se io ho 2 studenti, per esempio, ho alcune domande, ho stabilito quali sono le domande, devo poi tenere traccia di cosa hanno fatto, quindi se hanno un credito, se hanno un debito, e come me lo segno? La risposta dello studente è facile, il professore al registro cosa mette? Non è che metterà un 10 per rispondere a una domanda, metterà un più, un meno. E quindi, ma questo registro può anche essere costruito come una retta di questo tipo, che effettivamente anche la riga del registro è un po' questa cosa qui. Può essere che siano gli studenti stessi che arrivino a proporre, dire tutti partono dalla 0, se rispondo faccio un passo verso destra, se non rispondo sbagliato, faccio un passo verso sinistra. Ripetendo questa cosa qui mi sembra che si possa arrivare anche a parlare di addizione e così via. Adesso per il momento mi fermerei, cioè sospenderei questo e piuttosto, non so se è già ora di fare una pausa, forse, sì, rifare la pausa, quindi magari questa è una cosa che si può approfondire, insomma, anche in discussioni future, ma potrebbe essere un modo di far emergere appunto il concetto di debito come numero negativo, di far emergere anche come si può rappresentare questa cosa con una scrittura. Ecco, mi fermerei qui e riprendiamo forse alle